Va ora in onda Potere al Popolo. Potente questo pezzo, ragazzi miei. Seconda parte della nostra bellissima controinformazione, roba dura, roba sì, che vi deve tenere svegli, perché sono le 11:10, magari qualcuno sta cominciando a dire però adesso chissà cosa succede dopo tutte queste emozioni. Radio Libertà cosa ci propina? Il bello viene adesso, signore. Abbiamo sentito un pezzo fortissimo di Matteo Greco, Resti solo tu. Matteo Greco, che qualcuno di voi forse si ricorda, ma intanto ci è venuto a trovare Matteo Greco! Ehi là, ciao Sammy, ciao a tutti. Qua, quando arrivo qua è sempre una grande gioia, una grande festa. Sei sempre gentile, veramente. Matteo Greco ci è venuto a trovare, passava per caso da Milano, Sì. No, per lavoro. Ricordiamo che lui ha un bellissimo palco mobile, se volete chiamarlo a cantare, a suonare o come service, è disponibile in tutta Italia, ma lui arriva da Ancona, Marche, cantautore, da sempre attento alle problematiche sociali. E qualcuno se lo ricorda anche per qualche canzoncina su queste problematiche, ma non soltanto. Ad esempio, ultimamente mica poi tanto, ormai da anni, hai un debole che ci piace tantissimo per gli animali. Ti sei dedicato moltissimo al settore animalista, è vero? Sì, i cani, insomma, dai, do una mano ai cani che sono in canile a trovare adozione, utilizzando, come hai detto prima, il palco mobile, insomma, queste strutture che ho, e quindi faccio alcuni eventi in cui invito i canili a portare i cani in piazza, e quindi sono delle giornate intere dedicate, diciamo, alla presentazione dei cani direttamente in piazza, che per un giorno escono dai canili e arrivano in piazza, e noi li presentiamo proprio come delle star, raccontiamo le loro storie e poi la gente decide di adottarli. Perché questa è una cosa bellissima, eh? Abbiamo uno stuolo di ascoltatori animalisti e ti sei portata anche la tua musa ispiratrice. Presentala. Sì, eccola qua, Giulia Ossidi. Giulia! Ciao a tutti. E tu che fai nel mondo animalista? Io aiuto a levare il senso di colpa ai padroni quando devono partire e tengo i loro cani, quindi. Ecco, vedi, capisci? Servizi intorno al mondo animalista, cose che servono davvero, e soprattutto sappiamo quando poi si va in vacanza, eccetera, non sempre è possibile portarsi dietro il proprio animale. E personalmente io sono contentissimo di questi servizi che fate, e soprattutto del fatto che è bellissimo ogni tanto prendere il cagnolino che si trova nel canile e semplicemente portarlo fuori a fare una passeggiata, una corsa. È una delle cose più belle. Unica pecca, e lo dico per esperienza, è che non è una roba che puoi improvvisare. Ecco, io ho avuto l'esperienza quest'estate con i miei figli, mi sono avvicinato a uno di questi canili, ho detto dai cavolo, abbiamo il pomeriggio libero, dai prendiamo ognuno un cagnolino, lo portiamo in giro, se per no. Si dice a Milano, non si può. E da alcune parti, non so se da tutte le parti, e comunque ti devono conoscere, tra virgolette, non te li danno, che forse, così, forse è anche giusto, perché non è il primo che passa, gli molli lì il cane. Di solito si deve esserci un volontario del canile che magari viene con voi, sì. E questo è importante, che lo sappiate, ecco, che però è una cosa stupenda portare in giro un cane che si trova nel canile, c'ha un affetto incredibile e capisci insomma che cosa significa per loro, quasi umani, essere chiusi lì dentro tutto il giorno. Esatto. Matteo Greco però in questa canzone Resti solo tu ci parla d'amore, o comunque c'è un qualcosa che è scattato. Cosa cavolo è successo in questa canzone, Matteo? Dai, ma questa è una canzone è un po' una canzone che domanda e attende una risposta, e descrive un po' una situazione, e quindi l'ho fatta anche un po' potente, insomma, no? Quindi ho cercato di... È un po' incazzata, appena sulla falsariga di quelle che tra poco facciamo sentire, che però non erano d'amore, diciamo così. Però sì, è abbastanza potente sia come sound che come stile,
Poi come al solito nel ritornello insomma si addolcisce un po', no, e racconta un po' lo stato d'animo. Vabbè, poi sai, a me non è che piace moltissimo sempre raccontare magari la canzone, perché poi va ascoltata, no, e poi ognuno magari ci vede e si identifica magari in alcuni piccoli pezzi della canzone, dove poi ci si rivede, no, e magari si immagina un po' quello, ognuno poi per la sua vita, ecco. È il bello degli artisti indipendenti che Ah. riescono a lanciare messaggi personali, ma poi ognuno ne fa quello che vuole. Sì, E sì. Matteo Greco è conosciutissimo sulle nostre frequenze per questi messaggi un po' ad ampio spettro, potremmo dire, perché sei passato da tante emozioni. Vuoi ricordare anche qualche tuo singolo passato su altre argomentazioni prima di passare a quelli forti che tra poco faccio sentire? Ma sì dai, ho diciamo spaziato su tanti campi, insomma, da, problematiche di persone, magari un mio amico che poverino si era, suicidato, e quindi una canzone dedicata a lui, a canzoni di tematiche sociali di tipo La strada delle orfanelle, che invece è una canzone Bellissima. che ha raccontato, quella poi cantata in duo con Silvia Mezzanotte, Cavolo. che ha raccontato un po' una vera storia che è accaduta insomma in un orfanotrofio. Poi vabbè, insomma ho spaziato un po', su tanti campi sociali insomma, dove ho cercato sempre di dire la mia. Mi chiamo George, poi magari è dedicata a, George Floyd, diciamo, ha raccontato la giornata, ecco, più che altro è stata una fotografia della giornata. Capisci cosa vuol dire fare il cantautore? Lo dico a un nostro ascoltatore tipo che magari normalmente durante il giorno ascolta Radio Italia o Radio DJ o RTL, che propina sempre i soliti 20 artisti possibilmente alla Sì, stessa sì, ma è ora. come avere, non so, è come avere, cioè, ti ricordi una volta, no, che c'erano le cassette, quelle da 60 minuti, no, e poi la giravi e la rimettevi, la giravi e la rimettevi. Quello, se oggi ascolti RTL, Radio Italia, è quello, cioè. Perché? Perché trasmettono solo gli Sì. artisti che Sì, sì, sì. pagano. Eh già. Mentre Matteo Greco è arrivato a trovarci nei nostri studi di Milano, via Bellerio, e mi ha citofonato e io semplicemente gli ho aperto. Perché ha qualcosa da dire, perché questo pezzo resti solo tu appena udito è molto potente, ma anche perché qualche anno fa, era il 2015, dopo il triplice omicidio commesso da un certo Kabobo nel quartiere Niguarda di Milano, proprio qua dietro, nel 2015 compose questa canzone che ora vi trasmetto, e se siete in TV vedete anche il video. Signore e signori, Matteo Greco, Carabiniere spara.
Si intitola Carabiniere spara, la canzone storica del cantautore Matteo Greco, dalle Marche, da Ancona. Questo pezzo targato 2015, signori, un pezzo che ha fatto storia tra le radio che non sono blasonate, perché ha portato avanti una voce incazzata, una voce vera, una reazione a ciò che stava accadendo nel 2015 e poco tempo dopo quello che era accaduto qui a Niguarda, con un certo Kabobo che prendeva il macete e ammazzava persone, dicendo poi che sentiva voci. Questa è stata una reazione, forse anche dedicata alle nostre forze dell'ordine, che troppo spesso si sentono impotenti davanti a ciò che accade, e se reagiscono, ricordate ciò che è successo al Corvetto? L'inseguimento della polizia a quei due che scappavano in moto, il culo che gli hanno fatto, per poi, per fortuna, arrivata alla fine, si è capito che questi non gli avevano fatto nulla, semplicemente gli erano corsi dietro a questi che scappavano in moto. Tu pensa soltanto se avessero sparato. Non ci voglio neanche pensare per un attimo, ma questa è la mia traduzione, tradizione, lo sapete, cerco di stare sopra le righe, soprattutto perché ieri sera vi siete guardati il film Io Capitano su Rai 1 alle 21:30, che racconta la terribile storia di questi immigrati che partono dall'Africa, passano dal deserto, vengono torturati dai libici e poi ce li ritroviamo qui a ciabattare sotto casa nostra, troppo spesso con un macete in mano. Questa è la mia versione, però adesso c'è quella di Matteo Greco, giustamente. Perché avevi cantato questo pezzo Carabiniere spara, finito anche sulla Zanzara, grazie a Radio Padania Libera, già. Esatto, che poi anche chi insomma, chi della Zanzara mi sembra che ha cambiato molto opinione in questi 10 anni, ma no, cioè, si è rovesciato proprio. È diventato leghista, però a quei tempi sì, mi avevano chiamato per prendermi in giro per questa canzone, mi dice ma perché vuoi che i carabinieri sparino? Fondamentalmente questa canzone era, se uno ascolta bene, era fargli capire che al governo che non c'è più tempo, cioè che bisognava intervenire sul settore della giustizia e quindi di farla rispettare. A parte il discorso di Kabobo, decreto sicurezza bloccato perché pare che non ci siano soldi, dicono i nostri fratelli d'Italia e anche non d'Italia, chiusa parentesi. Comunque sia, a parte il discorso di Kabobo che è successo qua a Milano, in realtà poi questa canzone è nata dopo il fatto che è successo a Iesi, quindi vicino a casa mia, dove appunto c'è stato questo maresciallo dei carabinieri che a pistola in mano ha cercato di fermare appunto questo ragazzo che aveva sfondato un'armeria, aveva preso 2 maceti e stava correndo dietro a donne, a una signora con la busta della spesa e tutto, e ha cercato di fermarlo, quando a pistola in mano non ha sparato e si è beccato anche delle maccettate, quindi è andato all'ospedale tutto ferito, ma è riuscito a non sparare. Allora questa canzone poi è stata dedicata a lui perché è stato, vogliamo chiamarlo un eroe? Non lo so, ma comunque è stata una persona che ha rischiato, ha messo a repentaglio completamente la propria vita, evitando di sparare. Ma lui adesso non so il motivo per cui non ha sparato, però è stata dedicata a lui perché è una cosa secondo me completamente ingiusta, perché tu vai a lavorare, chiunque insomma delle forze dell'ordine, uno si deve metter nella testa che anche che sia delle forze dell'ordine, ma è come se chi fa il panettiere, chi fa insomma l'ortopedico, cioè ognuno va a lavorare e la sera deve avere il diritto di tornare a casa e quindi non deve mettere a repentaglio la propria vita, e questo deve essere sacrosanto. Matteo Greco, cercate le sue canzoni sugli store digitali o semplicemente su YouTube, anche perché sono accompagnate spesso da video potentissimi. Nel frattempo, dal 2015 ad ora, la situazione è solo che peggiorata. Sì, si è ribaltata, perché se 10 anni fa cantare questa canzone io mi son beccato tantissimi insulti, c'era naturalmente anche chi era già favorevole, aveva capito un po' il messaggio.
Ma oggi in realtà sembra quasi una cosa scontata se la senti oggi, no? Perché diciamo siamo un po' tutti d'accordo, ecco. E certo, però intanto la sicurezza ma manca. 10 anni fa si poteva fare qualcosa. Siamo sempre in ritardo. E Adesso... se uno appena inizia la canzone, quella frase, il razzismo nasce sempre dall'ignoranza e dalla paura, no? E questo è veramente il concetto, cioè ignoranza, e cioè non conoscere chi arriva, e paura perché se le persone poi hanno paura, come adesso, che uno non può uscire per strada, che non può fare più niente, che deve sempre guardarsi le spalle, quando tu hai paura ti scatta l'istinto di sopravvivenza e quindi diventano tutti razzisti, ma non perché sono razzisti, ma semplicemente perché vogliono vivere la propria vita in santa pace come hanno fatto i nostri padri, i nostri nonni. Meditate, gente, sul treno, attenzione, perché ormai basta soltanto chiedere il biglietto alla persona sbagliata e sappiamo che cosa succede. Matteo Greco, un grande piacere averti nei nostri studi. Cercate la canzone Resti solo tu, il suo ultimo pezzo. Carabiniere spara appena sentito, ma noi ci salutiamo con un altro pezzo potentissimo intitolato Difendiamoci. Sembra un'eresia perché adesso si parla di pace, ma l'Europa ti diffonde il kit di sopravvivenza e la Germania sta fabbricando carri armati. E in 30 secondi, perché avevi cantato questo pezzo? Ma questo era un pezzo di risposta, il videoclip l'ho fatto sulla mia motrice del tir, risposta ai vari attentati, primo di tutti Nizza, con queste motrici che poi sfondavano i corsi e investivano la gente. Da quel momento in poi in tutte le città ci sono i massi, no? I dissuasori per le macchine che non possono entrare, quindi da lì è cambiato tutto. Da questi avvenimenti e quindi è stato un po' una canzone un po' arrabbiata per far capire che era ora di difendersi e soprattutto di difendere le nostre identità che abbiamo e di non scendere a compromessi. Te la trasmettiamo in un frammento con questo video. Grazie Matteo Greco, grande piacere. Ciao Sami, ciao. Grazie alla musa ispiratrice. Grazie a voi. Buona musica e alla prossima.